Buone feste da Marco Angileri e bentrovati a una nuova puntata di F Motori, una puntata interamente dedicata agli eventi del motorsport in Friuli Venezia Giulia nel 2022, ma vedremo anche servizi sulle gare fuori regione con protagonisti piloti del Friuli Venezia Giulia. Partiamo! Spettacolare duello al 35esimo Rally Piancavallo, andato in scena domenica 15 maggio. Il bresciano Luca Pedersoli, affiancato dalla navigatrice Anna Tomasi sulla Citroën DS3 VRC, dopo 73 km di prove cronometrate, hanno avuto la meglio per soli 8 secondi e 7 sul veneto Marco Signor, navigato da Patrick Bernardi sulla Skoda Fabia Rally 2. Corsa esaltante per il pilota di casa Dimitri Tomasso su Skoda Fabia R5. Il driver di Frisanco conquista il terzo gradino del podio assieme a Cristina Caldart. Nella disfida in classe Rally 2, dietro al podio di Signor, Tomasso e Andriolo, arriva Claudio De Cecco sulla Hyundai 20. Nella classe Rally 4 la spunta Giacomo Pasa sul Maidomo Fabrizio Martinis. Bern Zanon si aggiudica la Super 1006 davanti a Christian De Gasperi, secondo, e Marco Marchiolla al terzo posto. Dominio di Diego Z Valente in classe A6, mentre Fabio Soravito sulla Renault Clio RS fa sua la classe N3 mettendo alle sue spalle Alessandro Cepek. Nella follata classe N2 si è imposto Dimitri Cortese davanti a Manuel Drigo e Alberto Orioli. Interessante la sfida tra le vetture R5 con la vittoria di Marco Zanin davanti a Matteo Doretto, autore di un ottimo esordio. In classe A7 vittoria schiacciante di Marco Zaner con la Clio. Secondo posto per l'esordiente Nelson Miu, chiude il podio in classe A7 Arianna Breatta Doriguzzi. Nella A5 firma la vittoria Alex Cao su MG Rover. Nel rally Piancavallo storico successo di Beniamino Marsura su Porsche 911. Da segnalare l'ottima prova degli spilimberghesi Luciano e Lorenzo Chivelli su Fiat 127 Sport, quarti all'arrivo. Domenica 29 maggio a Paluzza in Carni è andato in scena il secondo dei 6 appuntamenti stagionali del Trofeo Nord-Est di Trial organizzato dal Motoclub Carnico del presidente Emanuele Prisco. Circa 80 i piloti in gara provenienti da tutto il Triveneto a sfidarsi in una giornata di gara resa complicata dalla pioggia scesa per buona parte della mattinata. 8 le zone di gara allestite in località Torre Moscarda, storico manufatto risalente al XIII secolo, di cui 4 dislocate a margine del torrente But ed altre 4 preparate nella zona di Sottobosco a lato della strada statale. Vittoria nella TR2, la classe regina per il 19enne pilota di Longarone, Valentino Feltrin, in forza al Motoclub Lazzate, che ha chiuso la sua giornata di gara in testa con 42 penalità. Secondo gradino del podio per il pilota udinese del gruppo sportivo Fiamme Oro, Giacomo Brunisso, su Beta con 50 penalità totali. Completa il podio il pilota di casa Luca Kraigero del Motoclub Carnico su TRRS con 70 penalità, seguito dal fratello Adam Kraigero al quarto posto con 84 penalità. Quinta posizione per il tolmezzino del motoclub organizzatore Gabriele Agostinis su Montesa, che termina la sua gara con 100 penalità. Nella TR3 altro successo per i colori di casa con Terry Kraigero che conquista la classe con 32 penalità tra gli applausi del pubblico amico. Nella TR3 Open successo per il tarvisiano del Motoclub Carnico Giampaolo Concina, che firma la vittoria mettendo alle sue spalle 14 avversari. Alessandro Ferrari del Motoclub Valpolicella conquista la TR4. Gilberto Bortoli porta a casa la vittoria in classe TR4 Open con il terzo posto di Giulietta Treu del Motoclub di casa. Tiziano Girelli del Trias Caligero fa sua la TR5. Mattia Zambarda del Motoclub Valle dei Laghi mette tutti dietro nella Vintage. Tra i giovanissimi Leonardo Dainese conquista la Mini Trial A. Sebastiano Dainese vince la Mini Trial C. Luca Anastasia Vavessi è il primo della Mono, mentre Tony Viero conquista la Mini Trial Entry. Un ritorno positivo del Trial in Carnia dopo lo straordinario evento dello scorso anno con il campionato del mondo di Tolmezzo. Quest'anno ci siamo dedicati per i piloti del nostro territorio, quindi per prendere anche un momentino di respiro dopo un impegno così grande. Abbiamo cambiato location, siamo a Paluzza e abbiamo appunto dedicato una manifestazione ai piloti del territorio con il trofeo Trial Nord-Est. Una cosa comunque carina, un ambiente, un contesto molto bello che si presta molto al trial in una nuova località appunto per il Motoclub Carnico.
Come abbiamo avuto un ottimo riscontro, nonostante essendo Nord-Est Italia appunto abbiamo avuto un riscontro buono perché siamo comunque lontani per la maggior parte dei piloti, ma quasi un'ottantina di partecipanti, che è un ottimo risultato per noi, siamo contenti. Prove molto tecniche queste. Sì, prove molto tecniche, un po' sul bagnato, i sassi sono molto scivolosi, però bella gara. Su un partito che era asciutto, quindi chi è partito prima magari ha avuto un po' più di vantaggio, ma piano piano tutte le zone stanno diventando sempre più difficili e i prossimi giri saranno più complicati per tutti. Come sta andando il campionato italiano? Il campionato è iniziato abbastanza bene, la prova di Pietramurata del 29 aprile mi sembra è andata abbastanza bene. Ho iniziato il primo giorno nella nuova categoria, quindi era un po' più complicato, un po' più difficile tutto, e ho concluso 12esimo. Il secondo giorno di gara invece ho concluso in 10ª posizione, migliorando la domenica e essendo più vicino alle posizioni di vertice, e per questo sono abbastanza soddisfatto. La prossima gara sarà il prossimo weekend vicino a Macerata, e speriamo di far bene. Un weekend spettacolare con un numeroso pubblico presente sabato 2 e domenica 3 luglio all'8ª edizione del Rally Valli della Carnia, competizione valida per la Coppa Italia di Zona, un evento che si è ripreso l'affetto della gente in piazza d'Ampezzo, nei comuni attraversati dalla corsa e lungo le prove speciali, confermando una qualità organizzativa di alto profilo. Marco Signore e Patrick Bernardi hanno letteralmente dominato e conquistato il loro secondo sigillo dopo la vittoria del 2019. La Skoda Fabia Rally 2 del driver trevigiano è parsa inavvicinabile dagli avversari sin dalle prime battute del sabato, dopo il passaggio sulla prova spettacolo Voltois in partenza dal centro di Ampezzo, presa d'assalto da pubblico, e poi il doppio sprint in discesa da Avaglio nel comune di Lauco fino a Villa Santina. Domenica Marco Signore ha incrementato il vantaggio con il triplo passaggio sulla Val di Lauco, con arrivo alle porte di Tolmezzo, e mantenendo a distanza gli avversari nei due passaggi sulla PS Passo Duron. Tempo totale 52 minuti e 59 secondi. Le prove sono molto difficili comunque, dal 2019 che non venivo qua. Ho fatto solo la prova, quella spettacolo, diciamo, in centro Ampezzo, e per me il resto sono completamente nuove. Siamo partiti con il nostro ritmo, direi abbastanza bene. Devo ancora migliorare qualcosa perché qualche secondo mi ha lasciato qua e là. Tornando alla prova del Duron, cosa ne pensi? Una prova per te nuova, hai vinto nel 2019, mi sembra che non c'era. No, quella non c'era sicuramente, mi aspettavo molto più grip, invece tutto al contrario, era molto scivolosa. E infatti anche i tornantoni facevo fatica a farli puliti e proprio non sono riuscito a interpretarla bene. E infatti io ho fatto il secondo tempo a poco dal primo, però non sono riuscito a mantenere il solito distacco al chilometro rispetto alle altre prove. Parlando della prova spettacolo del sabato sera, una marea di gente vuole bene ai rally, lo ha dimostrato in questa occasione il popolo di Ampezzo. Sì, ho visto, sinceramente ho buttato l'occhio qua e là perché non avevo molto tempo di guardare tanto in giro. Sicuramente in partenza ho visto veramente molta gente, ma qui, come insomma anche al Piancavallo, ho visto molti appassionati, e si vede che questo rally è molto sentito. La tua stagione come continuerà? Ma adesso, dopo questa gara qua, non so se andremo a Rally della Lana, che fa parte sempre del campionato italiano del CIRA, e poi probabilmente faremo le Alpi Orientali, sempre per la gara di Coppa Italia, e poi continuare col San Martino di Castrozzo, valevole per il CIRA, e poi vediamo in base anche ai risultati. Arrivare anche nel Lazio per la finale, immagino, e lì con voglia di mettere tutti dietro. Sì, quello è l'obiettivo del nostro Coppa Italia, di arrivare a fare appunto di qualificarci per la finale a Lazio e provare anche a far bene anche lì. Seconda posizione nella classifica assoluta, a 50 secondi dai vincitori, Filippo Bravi ed Enrico Bertoldi, vincitori lo scorso anno con il numero 1 sulle portiere della Hyundai i20 Rally 2. Partiti condizionati dalla notevole pressione e dalla battuta d'arresto al Rally Piancavallo di maggio, chiudono al sabato sera al quarto posto, andando all'attacco la domenica timbrando il miglior tempo sul primo passaggio della Speciale Duron, poi sospesa a causa di un incidente senza conseguenze alla Skoda di Dimitri Tomasso e Matteo Turatti, vincitori nel 2014.
Terza posizione per Rudy Andriolo e Manuel Menegon sull'altra Skoda Fabia Rally 2. Giù dal podium autori di Una gara da incorniciare e primi tra gli over 55 Claudio De Cecco e Jean Campeis, ancora sul pezzo sull'altra Hyundai 20 Rally 2. Completano la top 10 Federico Laurencic ed Alberto Mlakar al quinto posto su Skoda Fabia, stessa vettura per Nicola Cescutti, assistito alle note da Paolo Carnielutti al sesto posto, seguiti da Giampaolo Bori ed Erika Furlan su Skoda Fabia in settima posizione. Pesavento e Zanella si piazzano ottavi, seguiti da Alberto Martinelli e Giulio Calligaro su Skoda Fabia al nono posto. Una penalità estromesso dai 10 Enrico Zille sulla Ford Fiesta Rally 2, mettendo dentro la Renault Clio Williams di Marco Zanier, a sua volta dominatore incontrastato della classe A7. Il driver di Lestance ha fatto come sempre il fenomeno in confidenza con il suo mezzo preparato in casa. Secondo sul podio di classe A7 Stefano Paronuzzi, seguito da Matteo Righini. Dominio quasi netto di Bern Zanon tra le Renault Clio Super 1600, seguito da Marco Marchiol. Nella Rally 4 vince Giacomo Pasa davanti a Matteo De Sabata e Fabrizio Martinis, finalmente al volante nell'amatissima Carnia. Prestazione super per Gabriele Bassutti su Peugeot 106, 19esimo assoluto e primo in A6, che non ha lasciato spazio a Carlo Zinutti, comunque sempre molto veloce. Confronto serrato nella classe N2, carica di rivalità con 26 equipaggi al via. Alla fine la spuntata Dimitri Cortese replicando la vittoria del Piancavallo, precedendo Nicola Florit secondo e Luca Bennincal terzo posto. In classe Rally 5 la vittoria va al giovane Matteo Doretto, mentre Alessandro Cepek fa sua la classe N3. Orgoglio e pregiudizio, una straordinaria corsa rosa. L'Italian Bahia 2022 con 8 donne al volante e 14 navigatrici su 72 equipaggi iscritti ha stupito il mondo del fuoristrada e non solo. E magari nel 2023 all'edizione del trentennale saranno ancora di più. Però davanti a tutti nessuna rivoluzione con Yazet Arraji vincitore come lo scorso anno, terzo sigillo su Toyota Hilux Overdrive dopo il primo ottenuto nel 2014. Base operativa l'interporto di Pordenone da giovedì 7 a domenica 10 luglio. Sono stati 4 giorni glamour, aprendo con la conferenza stampa dello Shiro Saudi Women's Rally Team. Venerdì la vigilia di gara a Sedegliano, sponda sinistra del fiume Tagliamento, con lo shakedown. Poi altra conferenza stampa all'interporto di Pordenone con i big della Coppa del Mondo, Coppa Europa, Campionato Italiano Bahia e Side by Side, autorità e sponsor. Nel pomeriggio la partenza ufficiale è il prologo di Valvasone, primo settore selettivo di 14 km e 300 metri con il primo verdetto cronometrato. Dobbiamo cercare di dare del nostro meglio, rispettare la macchina e... Come da pronostico, il saudita Al-Raji ha messo subito in riga gli avversari con il tris di Toyota Hilux davanti a tutti. Ottimo secondo il lituano Benediktas Vanagas, ormai un abitué dell'Italian Bahia. L'argentino Juan Cruz Jacopini, prima volta a Pordenone, non ha preso rischi chiudendo terzo la breve frazione. La più veloce delle mini John Cooper Dwarfs Rally è risultata quella del portoghese João Ferreira con il quarto tempo. Inizio promettente di Andrea Alfano su Nissan Pathfinder, decimo nella graduatoria ridata, primo del campionato italiano Bahia. In gran spolvero Amerigo Ventura con il quad Yamaha, miglior tempo di gruppo T4 per la Coppa Europa e del tricolore riservato ai side by side.
Atmosfera amichevole in serata quando i primi 10 della classifica del prologo hanno scelto le posizioni di partenza per la prima tappa. Sabato 9 luglio sono stati completati 2 passaggi previsti sul settore selettivo Zoppola di 112,48 km. Nel primo assalto Al-Rajhi è risultato nettamente il più veloce, marcando un distacco già consistente su Ferreira, mentre Vanagas ha accusato un forte ritardo a causa di un incidente senza conseguenze fisiche per l'equipaggio. In evidenza il polacco Michał Maluzinski, leader di Coppa Europa con la Mini X-Trade, autore del terzo tempo di settore. Sugli scudi anche il brasiliano Cristiano Batista de Souza, quarto al cronometro, passato al comando del T4 con Ventura alle spalle non lontano. Problemi al motore per Alfano, il lombardo è stato costretto a rallentare vistosamente, cedendo il comando provvisorio del tricolore Bahia al pilota pordenonese Andrea Tomasini su Isuzu D-Max. Non va! In evidenza la seconda posizione del catanese Andrea Bordonaro, per la prima volta al volante di un veicolo T1, il Suzuki Gran Vitara, che ha vinto tanti scudetti con Lorenzo Codecà alla guida. Ventura primo con ampio margine tra i side-by-side nazionali, ma molto buona la prestazione di Alessandro Bonetto con un altro quad di Yamaha. Iole De Simone, capitana dello Shiro Team, ha accumulato un vantaggio netto sulle compagne di squadra alla loro prima uscita internazionale. Poi nella ripetizione del settore Zoppola tutti sono andati più veloci, ma non è cambiato il quadro in vetta. Al-Rajhi primo, Ferreira secondo, Maluzinski terzo. Tutti Can-Am Maverick nel T3 con dominio dei mezzi South Racing. In testa l'olandese Eric Van Loon, seguito dallo spagnolo Santi Navarro. Terzo posto per Daniel Heikel. La pilota saudita mostra confidenza con il fondo sconnesso, già sperimentato nell'edizione 2021. Il terzo settore selettivo ha concluso al sabato la gara valida per i campionati italiani. Miglior tempo di Alessandro Tredini Bellini su Mitsubishi Pajero, che ha così conquistato la piazza d'onore, ma trionfo di Bordonaro tra i veicoli Bahia con 37 secondi sul giovane Versario. Alfano, stringendo i denti, è riuscito a conservare il terzo posto sul podio. Peccato per Tomasini, la vittoria del driver locale sfumata nel concitato finale per un improvviso cedimento del motore del suo Isuzu D-Max. Così direi fantastico e spettacolare, si festeggia così. Sorpresa conclusiva anche nel tricolore SSV, vittoria senza problemi per Ventura, ma sorpasso di Valentino Rocco su Bonetto con 3 quad di Yamaha Racing sul podio di specialità. Ho fatto uno 0-100 fortissimo perché il momento tanto atteso per Domenica 10 luglio è andata in scena l'ultima frazione cronometrata per la gara di Coppa del Mondo e Coppa Europa. Il settore selettivo dignano di 115 km caratterizzato da conferme e sorprese.
Yaset Al-Rajhi, senza forzare, è stato comunque il più veloce, chiudendo con un totale di 4 ore e 23 minuti. Per l'alfiere del Toyota Overdrive, vittoria e punti importanti per rilanciarsi in chiave iridata. Soddisfazione per João Ferreira, ancora secondo di settore e secondo assoluto al traguardo su Mini John Cooper's Works Rally, staccato di 5 minuti e 6 secondi, ottimo risultato in ottica FIA European Cup. Dignano ha riservato invece una grossa delusione per Malusinski, con la Mini del team X-Trade in panne, costretto al ritiro. Vanagas è riuscito ad ottenere il terzo tempo di settore, ma è rimasto fuori dalla top 20 al traguardo, pagando il forte ritardo accumulato nella prima tappa. A festeggiare terzo assoluto sul podio dell'Interporto di Pordenone è stato quindi De Souza, con un distacco totale di oltre 22 minuti, primo di gruppo T4. Il brasiliano ha tenuto dietro il ceco Miroslav Zapletal su Hammer H3 Evo, sempre protagonista sui Greti del Friuli. Quinto posto assoluto, risultato da incorniciare per Amerigo Ventura su quad Yamaha Racing, primo degli italiani in gara. Al suo fianco come navigatore Mirko Brun, cresciuto nelle fila del Fuoristrada Club 4x4 Pordenone. Apoteosi finale all'Interporto con cerimonia di premiazione in grande stile, per una competizione sempre spettacolare, divertente e selettiva. Nel 2023 l'impegno a fare tutto ancora meglio per celebrare degnamente 30 anni di Italian Bahia. E Mauro Tavella sta già preparando una sorpresa speciale per tutti i protagonisti della sua magnifica avventura. Il logo è già pronto, l'anno prossimo, luglio, marzo, vedremo quello che ci danno. I see the constellations. This life cannot be lost forever. I watch my generation. Sabato 12 novembre in Slovenia è andato in scena la 15ª edizione del Rally Idria, ultimo round stagionale del campionato nazionale sloveno, con 65 equipaggi al via, di cui 7 italiani, che hanno affrontato un percorso su asfalto con 3 prove speciali ripetute 3 volte con 84 km cronometrati su 180 totali. Vittoria conquistata dal pilota sloveno Marco Grossi sulla Hyundai i20 R5. Ottima prestazione per Federico Laurencic, navigato da Alberto Mlakar della Gorizia Corse, che dopo la seconda posizione assoluta conquistata nella passata edizione si confermano a podio, salendo sul terzo gradino della classifica assoluta sulla Skoda Fabia Rally 2 del Motor Team. L'equipaggio goriziano ha sempre battagliato per le prime posizioni e, nonostante nella seconda prova abbiano leggermente toccato una gomma contro un mattone antitaglio, sono riusciti a guadagnare una posizione in classifica, impensierendo il pluricampione austriaco Baumschlager, secondo assoluto, che a fine gara li ha preceduti di 12 secondi e, difendendosi dalla rimonta del 6 volte campione sloveno rally Rock Turk al volante della Hyundai 20 della Friul Motor, staccato di solo mezzo secondo da Laurencic e Mlakar. Sofferta gara Rally Idria per Fabio Grenden e Marco Komar su Opel Astra, che concludono al 6° posto di classe nonostante una foratura e la rottura di un ammortizzatore. Secondo posto di classe per il cividalese Mattia Blasutto, assistito alle note da Andrea Rivis con la Golf GT, per loro una gara condizionata da 2 forature. Enrico De Corti e Simone Bassetti su Peugeot 106 chiudono 15esimi di classe 6. Ritiro per Luigi Terpin, affiancato da Luca Benossi su Opel Kadett GTE a causa di un problema alla frizione. Problemi al cambio ha lasciato l'amaro in bocca a Christian Terpin e Stefano Jerman su Renault Clio RS, costretti al ritiro quando si trovavano al primo posto di classe 7. Ritiro nel rally sloveno anche per Alessandro e Sebastiano Mitri su Skoda 130.